Un'altra voragine profondissima si è aperta a Petilia Policastro nel Crotonese, un palazzo lesionato e sgomberato e altri sotto osservazione. Tanzi dice sono gli effetti dell'abusivismo, una tragedia sfiorata. Tra il 2008 e i primi mesi del 2017 in Calabria si è registrato un forte calo delle partite IVA pari al 12%. I lavoratori autonomi rischiano più di impiegati e pensionati di finire nella rete della povertà. Mosto, vino e prodotti alimentari sequestrati dai finanzieri in Sila erano privi dei requisiti di igiene imposti dalla legge, denunciate 10 persone che dovranno pagare 180.000 euro. Beccato dai carabinieri un 21enne cosentino trovato in possesso di 3 kg di marijuana. Il Cosenza cede anche alla Casertana, gli errori gravissimi ai rossoblù silani spianano la strada ai campani, il tecnico Braglia chiede scusa definendo imbarazzante la prestazione dei suoi ragazzi. Buonasera dalla redazione TG10, dunque in apertura la voragine che si è aperta a Petilia Policastro sotto una palazzina di 5 piani, il sindaco dice ci saranno probabilmente delle proteste clamorose a Roma perché ci sono i fondi ma non possiamo intervenire come al solito per la burocrazia, non è il primo episodio a Petilia Policastro di voragini che si aprono nel territorio, nell'area e Carlo Tanzi, capo della protezione civile, dice probabilmente sono gli effetti dell'abusivismo. In questo caso c'è stata la tombatura di un corso d'acqua, ma sentiamo nel prossimo servizio. È uscito con l'auto dal garage e ha visto sprofondare il pavimento. Una voragine larga 4 metri per 2 e molto profonda si è aperta sotto uno stabile Petilia Policastro in provincia di Crotone. Sul posto, oltre al sindaco del paese Amedeo Nicolazzi, il capo della protezione civile Carlo Tanzi, che ci racconta che situazione ha trovato nell'area interessata dal dissesto. Mi trovo in via Colla, stiamo facendo dei sopralluoghi con uno strutturista proprio in corrispondenza del palazzo, una palazzina a 5 piani. Sotto le fondazioni si è creata questa voragine larga circa 3,5 metri, profonda non si può capire dai dati che abbiamo a disposizione quanto sia profonda, però questa è un'area in cui ci stanno una serie di fossi, di voragini che si sono aperte nel corso degli anni. Questa è una quella che si è aperta questa notte. Stiamo verificando la stabilità dell'edificio, abbiamo notato delle lesioni, cautelativamente questa notte circa 40 residenti qui sono stati già fatti sgomberare, dormiranno fuori in attesa che si verifichi l'evolvere della situazione. Ecco, qua quello che abbiamo accertato qua in pratica la patria dell'abusivismo edilizio, qua il 90% degli edifici a Petilia sono abusivi, questo è uno dei tanti. In particolare qui c'era un vecchio canale, un torrente che è stato completamente tombato in modo inadeguato e quindi praticamente l'acqua ha ripreso a scavare e sta praticamente riappropriandosi dell'originario alveo. Ecco, e quindi l'acqua scava sotto i palazzi, crea queste cavità, ogni tanto sprofondano le cavità e si creano queste voragini. Noi siamo un po' in allerta perché è all'inizio della stagione piovosa, quindi questa zona va particolarmente attenzionata, perché ricordiamo 2 anni e mezzo fa, qui a Petilia c'è stato il crollo di 2 palazzine, no? E quindi il quadro è sempre per motivi legati all'attività antropica, per cui il quadro è sempre molto molto critico e va tenuto sotto strettissima osservazione da parte della protezione civile regionale. Qui abbiamo una serie di palazzine lesionate, no? E quindi stiamo verificando, di concerto i vigili del fuoco hanno fatto un lavoro molto approfondito e hanno ritenuto opportuno anche loro provvedere allo sgombero cautelativo anche della palazzina antistante, quella più critica, sotto la quale si è creata la voragine. È una frase abusata, ma possiamo parlare di tragedia sfiorata, perché poteva andare molto peggio? Sì, perché in effetti c'è questo garage, sotto il quale si è creata questa voragine, c'era un signore che è uscito con la macchina da questo garage, appena è uscito il pavimento è sprofondato, quindi diciamo che è andata bene. Cambiamo argomento, lavoratori autonomi a rischio povertà, i dati della CGIA di Mestre tra il 2008 e i primi mesi dell'anno in Calabria, il 12% delle partite IVA hanno chiuso i battenti e per questa categoria non esistono neanche gli ammortizzatori sociali. Sentiamo.
Una volta facevano parte del ceto medio produttivo, adesso sono considerati i nuovi poveri. Sono i lavoratori autonomi, categoria che comprende piccoli imprenditori, commercianti, liberi professionisti. Per loro gli anni della crisi sono stati devastanti. I dati Istat elaborati dalla CGIA di Mestre evidenziano che quasi il 26% delle famiglie che non hanno un reddito da lavoro dipendente vive al di sotto della soglia del rischio povertà. La Calabria è stata tra le regioni più colpite. Molte le attività infatti che sono state costrette a chiudere i battenti. Anni bui per il popolo delle partite IVA, una categoria che, a differenza dei lavoratori subordinati, non può usufruire neanche degli ammortizzatori sociali. Tornando ai dati, nello studio della CGIA di Mestre si legge che tra il 2008 e i primi 6 mesi di quest'anno il numero di partite IVA ritirate in Calabria è stata pari al 12%, poco inferiore al record di chiusure registrati in Emilia-Romagna. E ancora, tra il 2008 e il 2014, il reddito delle famiglie che si reggevano su questo sistema reddituale hanno subito un taglio agli introiti di oltre 6.500 euro, un dato che, tradotto in termini percentuali, significa una contrazione del proprio reddito di oltre 15 punti, mentre il reddito dei dipendenti in questo lasso di tempo è rimasto invariato. Numeri che dimostrano quanto la categoria dei lavoratori autonomi abbia pagato più di altre lo scotto della crisi economica. Dal 2008 ai primi 6 mesi dell'anno il numero di lavoratori autonomi è diminuito di 297.500 unità, in termini percentuali significa un meno 5,5% e le prospettive, almeno per il breve e medio periodo, non sono affatto rosee. Irregolarità nella conservazione degli alimenti, sequestrati in Sila alimenti appunto è un allevamento di suini, sentiamo. Oltre 600 litri di vino, 6 quintali di mosto sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cosenza in Sila, sigilli anche a 1 quintale di prodotti alimentari e suini da allevamento privi di requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge. Nel corso dei controlli effettuati nelle aziende del territorio, le Fiamme Gialle hanno riscontrato numerose irregolarità nelle procedure di conservazione e commercializzazione dei prodotti alimentari. In particolare questi ultimi venivano immessi sul mercato omettendo le previste comunicazioni agli organi di controllo. La Regione Calabria e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza elevate sanzioni per complessivi 180.000 euro nei confronti di 10 imprenditori. Va ricordato che l'esercizio di un'attività commerciale di distribuzione di alimenti è sottoposto agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e prevedono l'obbligo di rispettare le procedure volte a prevenire possibili contaminazioni degli alimenti. Un ciclista cinquantenne di Reggio Calabria è morto sul colpo di un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 tra i comuni di Bruzzano, Zeffirio e Brancaleone. L'uomo è stato investito per causa in corso di accertamento da un'auto di grossa cilindrata. A causa del violento impatto il ciclista ha riportato gravi ferite che ne hanno provocato l'immediato decesso. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare i primi soccorsi, a nulla però è servito anche l'intervento dei sanitari del 118. Sulla dinamica dello scontro stanno indagando i carabinieri di Bianco. Altri fatti nei nostri 100 secondi di cronaca. Un 21enne cosentino è stato arrestato dai carabinieri di Rende per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, hanno ritrovato occultati all'interno dell'autovettura 3,6 kg di marijuana e un bilancino di precisione che sono stati sottoposti a sequestro. Nuovo sbarco questa mattina nel Crotonese, individuati prima 13 migranti sbarcati da un'imbarcazione da diporto di circa 10 metri ormeggiata nei pressi del camping Il Faro di Caporizzuto. Successivamente ne sono stati individuati altri per un numero complessivo di 47 migranti e quasi tutti di provenienza pakistana. È stato attivato il consolidato protocollo sbarchi coordinato dalla prefettura. I migranti sono stati sistemati temporaneamente presso il CARA di Isola Caporizzuto. Tra loro anche 2 minori per la cui assistenza è stato allertato il comune di Isola. Tra gli stranieri sbarcati ci sono alcuni affetti da scabbia che sono stati sistemati in un ambiente dedicato all'interno del centro e sottoposti alle cure del caso. 2 diciottenni della Guinea, ospiti di un centro SPRAR del Crotonese, sono stati arrestati dalla polizia per una rapina compiuta la notte scorsa in piazza Pitagora ai danni di una coppia. Con la minaccia di una pistola rivelata su un giocattolo, i 2 hanno sottratto alla ragazza la borsa con denaro, effetti personali e bancomat. I 2 sono stati bloccati dai poliziotti poco dopo in zone diverse e hanno indicato dove avevano nascosto la borsa, che è stata riconsegnata alla donna.
È stato ritrovato senza vita Francesco Beraldi, il 62enne scomparso ieri a Longobucco. Il cadavere rinvenuto sulle sponde del fiume Trionto. Beraldi, uscito di casa per andare a pescare, non era più ritornato. Secondo quanto si è appreso si tratterebbe di morte naturale. L'autorità giudiziaria ha deciso di restituire la salma alla famiglia. Andiamo a Vibo, adesso capitale della protezione civile, vediamo. È possibile prevedere i terremoti? È possibile prevenirli? Ancora oggi purtroppo la risposta è no. Ma malgrado ciò possiamo prevenire gli effetti devastanti, possiamo evitare le conseguenze catastrofiche, insomma possiamo fare opera di prevenzione attraverso una presa di coscienza, attraverso l'informazione per sapere e capire cosa possiamo fare e come dobbiamo comportarci in caso di calamità. Io non rischio è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, un'azione mirata che punta alla diffusione di una consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri e che si concretizzerà sabato prossimo con un'iniziativa che si svolgerà in tutta Italia e che vedrà la piazza di Vibo Valentia quale centro regionale di questa operazione. Io non rischio è uno slogan, è un'esortazione al cittadino affinché diventi stile di vita, un cittadino informato, un cittadino che conosce i rischi che insistono sul territorio su cui vive, è un cittadino che può decidere consapevolmente e può minimizzare l'impatto di un eventuale evento calamitoso. Il 14 ottobre i volontari di protezione civile che sono stati nel corso dei mesi precedenti opportunamente formati dialogheranno, perché questo faranno, non si tratta di fare lezioni sul terremoto, ma semplicemente dialogheranno con i cittadini su quelle che sono le buone pratiche, cioè su quelle che sono le piccole cose che ognuno di noi nella propria casa può fare per appunto affrontare meglio i rischi che purtroppo il territorio in cui viviamo ci mette un attimino davanti, che sono per esempio per la zona di Vibo il terremoto, il dissesto idrogeologico, qui c'è stata l'alluvione del 2006 e molte ancora delle case e dei cittadini vivono con il rischio idrogeologico sulla propria testa. Purtroppo conoscere queste informazioni può fare la differenza con i comportamenti che si tengono nel caso di evento calamitoso, ecco, per difendere proprio la propria incolumità. Questa occasione è quella che veramente porta l'attività del volontariato in piazza, è quello che effettivamente è la missione, la mission del volontariato. Andremo il giorno 14 a promuovere la cultura del rischio, la cultura della prevenzione, ed è una delle cose che dovrebbero fare sempre i volontari, che fanno i volontari e che in piazza per l'appunto il giorno 14 scenderanno tutti insieme ad altre associazioni a Vibo Valentia per fare attività di promozione del rischio, della cultura del rischio. Il viaggio delle eccellenze calabresi all'ambasciatrice calabrese dell'enogastronomia Lidia Bastianic, vediamo. Lidia Bastianic e il suo viaggio del gusto in Calabria, un itinerario seguito dalle telecamere che ha toccato le tradizionali location nella nostra regione. A Catanzaro un estratto del backstage girato lo scorso maggio in cui la chef stellata ha conosciuto le eccellenze dell'enogastronomia calabrese e la filiera di produzione. Lei, istriana di nascita, conduttrice e scrittrice di fama mondiale, è rimasta affascinata dalla cultura dei nostri prodotti tipici. Io ho scoperto tanto e adesso trasportare queste informazioni, queste bellezze in America dove io lavoro. D'Anduia numero 1, poi c'è la cipolla di Tropea, le patate del Poligno, il caciocavallo, il pecorino di Crotona, i vini, tutto. Guarda, ci sono tante di quelle cose, di quelle bellezze individuali che uno forse dice sono mondane, non è una cosa che forse al mondo interessa, invece interessa. Nella cittadella regionale il presidente Oliverio ha sottolineato la necessità di conquistare i mercati esteri per i nostri prodotti. Noi abbiamo bisogno di proiettare a livello internazionale a partire dagli Stati Uniti d'America, ma Lidia ha una audience a livello internazionale molto più larga. Abbiamo bisogno di fare crescere la consapevolezza sulla qualità delle nostre produzioni agroalimentari, della nostra enogastronomia. Con Lidia stiamo recuperando molto negli Stati Uniti, stiamo recuperando molto anche a livello internazionale. Non è un caso che il New York Times proprio quest'anno ha indicato la Calabria come una delle mete, l'unica d'Italia nel mondo da visitare proprio per l'enogastronomia. E adesso il nostro diario di bordo, vediamo.
Un brutto colpo per il sindaco lucano, simbolo dell'accoglienza con la sua Riace, il giorno dopo l'avviso di garanzia spazio alla difesa, ferma e decisa del primo cittadino, mai sperperato. Sarà la magistratura a fare chiarezza. E mentre la Bastianic promette di portare la nostra gastronomia in giro per il mondo, a Lamezia si leva alto l'urlo dell'Associazione Lametina dei Malati Cronici che contestano la decisione dell'ASP di trasferire gli uffici a Catanzaro. Denunciano inoltre la situazione grave in cui si dibatte l'ospedale in cui, dicono, mancano attrezzature e personale. Ancora per la sanità la denuncia che giunge da Rossano testimonia lo stato di difficoltà in cui si dibatte il sistema sanitario calabrese. Ebbene, nel nosocomio della città ionica per un ecodoppler l'attesa è di 2 anni. A Villa San Giovanni adesso, dopo che il TAR ha messo fuori gioco la giunta, il prefetto di Bari piazza alla testa del municipio un commissario che assommerà a sé le funzioni del sindaco e della giunta. Da Villa Cosenza, dove la consigliera del PD Bianca Rende chiede al sindaco Chiuto di fornire il report ad un mese dall'istituzione dell'isola pedonale in via Misasi. Uno sguardo a Vibo, dove c'è perplessità per i criteri di ammissione individuati dal comune dei bambini negli asili nido. Chi contesta paventa un atto discriminatorio compiuto ai danni delle fasce più deboli della società. Si è svolta ieri sera nel Teatro Rendano di Cosenza la cerimonia di consegna del premio per la cultura mediterranea a Fondazione Carical. Vediamo. Il Teatro Rendano di Cosenza è stata la location prescelta per la cerimonia di premiazione dei vincitori dell'11ª edizione del premio per la cultura mediterranea Fondazione Carical. Ai valori fondamentali di dialogo, accoglienza e pace che hanno animato il premio fin dalla sua istituzione è stato affiancato un altro tema, la parola, che sarà anche il fil rouge di altre importanti iniziative che la Fondazione Carical metterà in campo. È la cultura che è importante, è il premio che è un premio culturale, sia pure articolato in più sezioni, rientra praticamente in questo pianeta della importanza. Il premio mira anche a intensificare l'amore per la lettura, che è base appunto per gli approfondimenti culturali. Ad introdurre la serata è stato l'attore Ernesto Orrico con una provocazione sull'interpretazione, il sentimento e la suggestione delle parole. La conduzione della serata è passata poi a Lorena Bianchetti per la cerimonia di premiazione dei vincitori delle 7 sezioni del premio per la cultura mediterranea Fondazione Carical. L'ambito riconoscimento è stato conferito per la sezione Società Civile a Andrea Riccardi, per la sezione Scienze dell'Uomo a Luciano Canfora, per la sezione Narrativa a Gianrico Carofiglio, per la sezione Narrativa Giovani a Niccolò Agliardi, per la sezione Cultura dell'Informazione a Francesco Sabatini, per la sezione Premio Speciale della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, ex equo a Pietro Laureano e Anna Rosa Macri, per la sezione Traduzione a Carlo Saccone. Ospite d'onore della serata è stato Mussi Zerai, meglio conosciuto come Padre Mosè. Questa iniziativa culturale in un tempo che l'intolleranza, il razzismo, la chiusura vanno di moda, spero che, visto che ci sono tanti giovani oggi, serva anche come lezione di vita per mettere al centro delle nostre relazioni, delle nostre decisioni, la dignità umana. E adesso ci spostiamo a Spezzano della Sila, dove è in corso di svolgimento la 5ª edizione di Summer School. Vediamo. Una 2 giorni dedicata alle potenzialità che la nostra terra offre per uno sviluppo turistico sostenibile, un'occasione dove docenti provenienti da tutto il mondo, scelti tra operatori del turismo di altissimo livello, rappresentanti delle istituzioni comunitarie europee, oltre ai rappresentanti di aree protette, possono scambiarsi esperienze e buone pratiche, portando esempi concreti. È la 5ª edizione della Summer School, appuntamento ormai ricorrente di altissimo livello in fase di svolgimento presso il centro visite cupone di Spezzano della Sila. Il Parco Nazionale della Sila sta ospitando, anche a supporto della propria candidatura a Patrimonio Mondiale dell'Umanità, uno degli eventi europei principali nel contesto del 2017, come anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo. Le candidature si avranno a dicembre, insomma noi saremo pronti a sostenerla perché questo Parco Nazionale è sicuramente uno dei parchi più belli che noi
noi abbiamo in tutta Europa. Gli obiettivi della Summer School sono molteplici e vanno dal certificare le competenze nella gestione del turismo sostenibile a dare slancio alla propria carriera professionale per divenire in breve tempo un project manager in turismo sostenibile certificato. È la prima volta in Calabria e non immaginavo un'area come questa, no? Pure la gestione del parco, come la popolazione, no? come riesce il parco a stare insieme con la popolazione, e poi ci ha sorpreso tanto questa motivazione per la sustainability, no? Che è tanto collegata con la Summer School, no? Perché la sustainability ha diversi punti di vista, no? E per me è stata una grande esperienza. Adesso lo sport con la debacle del Cosenza, dopo i segnali di ripresa con il Catania e i punti conquistati con personalità Reggio Calabria, arriva una battuta d'arresto pesante, dopo 10 minuti la Casertana riesce a portarsi in vantaggio e da lì in poi è quasi buio pesto per i rossoblù. Vediamo. I fischi del pubblico a fine gara e l'espressione contrariata di mister Braglia sono la sintesi di una serata davvero da dimenticare per il Cosenza, che contro la Casertana mostra una prestazione imbarazzante. Il rossoblù, dopo il successo ottenuto sugli Amaranto nel turno infrasettimanale nell'anticipo dell'8ª giornata, perdono malamente e restano all'asciutto di vittoria al Marulla. Troppo più propositivi e attenti i campani, che dopo soli 11 minuti sbloccano il risultato con Alfagheme, bravo ad incunearsi fra due difensori, sfruttando un passaggio dalle retrovie e anticipando il portiere Perino. I lupi provano a reagire al 28esimo per poco, gli ospiti non sprecano il vantaggio sulla rovesciata di Mendicino da pochi passi, la zampata di un difensore campano fa stampare il pallone direttamente sulla traversa. La Casertana tira un sospiro di sollievo e prima del riposo mette al sicuro il risultato con la rete di Galli, che direttamente su punizione sfrutta un'indecisione della barriera e insacca alle spalle di Perina. Un vero e proprio blackout per il Cosenza, che prova a raddrizzare il risultato nella ripresa. Braglia cambia qualcosa, gettando nella mischia Statella e Caccavallo al posto di Dorazio e Mendicino, e proprio al centrocampista Reggino poco dopo viene annullato un gol dal direttore di gara per un presunto fallo in aria. Poi le due occasioni di Pinna con un tiro da fuori e di Statella che non inquadra lo specchio della porta. I sirani non riescono proprio a reagire e così al 36esimo arriva il tris della Casertana con un gol di Carriero da Cineteca dai 25 metri che si stampa sotto l'incrocio dei pali. A chiudere definitivamente una serata nera per i padroni di casa arriva allo scadere l'espulsione di Tutino per proteste. Braglia nel post partita chiede scusa alla tifoseria e lancia un chiaro messaggio alla squadra. Bisogna dare una sterzata a questa squadra, a questo gruppo, perché come gli sono stati fatti gli elogi a Reggio, oggi non mi sono piaciuti per niente e non mi sono piaciuto nemmeno io, perché le colpe non sono mai degli altri, iniziano da me e poi finiscono all'ultima ruota. Quello che mi preoccupa maggiormente è al momento in cui prendi un gol questa squadra sparisce dal campo. Non mi è piaciuta assolutamente né l'atteggiamento. Io credo che nel calcio uno può giocare male, può perdere le partite, ma quando esci dal campo deve aver dato tutto. Perlomeno non puoi giocare così a calcio, così è stato imbarazzante per 90 minuti. Queste le parole di Piero Braglia e adesso il meteo. Ben ritrovati dallo staff di meteoincalabria.it. La saccatura collegata al vortice depressionario sulla Scandinavia è affondata verso sud sino a sfiorare il sud Italia, provocando sparsi fenomeni instabili ed attivando un'intensa ventilazione di tramontana che sta facendo diminuire decisamente le temperature. In ogni caso, proprio queste correnti, certamente poco umide, saranno capaci di rasserenare i cieli sin dal pomeriggio di sabato. Diamo quindi uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria. Domenica sereno o poco nuvoloso per passaggio di innocue velature sulle aree a nord. Dal pomeriggio si segnala lo sviluppo di nubi basse sull'Ametino, Vibonese e Reggino Tirrenico. Nelle ore centrali venti moderati a tratti forti da ovest su catena costiera cosentina, istmo dei Due Mari e area urbana catanzarese.
Temperature stazionarie sempre sotto le medie del periodo. Ora vediamo lo stato di mare e venti. Domenica mari quasi ovunque mossi. I venti tenderanno nuovamente a provenire da ovest moderati. Per approfondimenti sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando come di consueto al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, la puntata odierna termina qui, a me non resta altro che augurarvi un felice weekend. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, buona serata e buon weekend.